Prima la Sicilia autonomista, poi l'Italia repubblicana. Era il 15 maggio del 1946 quando l'isola divenne una regione a statuto speciale, prima ancora dell'entrata in vigore della Costituzione che avvenne il 1° gennaio del 48. Sono trascorsi 66 anni da quel giorno importante che segnò una svolta in Sicilia. 10 giorni, quel 15 maggio, si registrò la prima seduta dell'Ars presieduta da Giuseppe Alessi, morto ultracentenario alcuni anni fa, uno dei padri dello Statuto siciliano, come gli agrigentini Gaspare Ambrosini e Enrico La Loggia. Quest'ultimo fautore del famoso articolo 38 dello Statuto, col quale lo Stato si impegna a versare annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi in base ad un piano economico nell'esecuzione di lavori pubblici. Una norma attuata solo per i primi anni, un'autonomia rimasta solo sulla carta, sottolinea con amarezza il deputato regionale di Grande Sud Michele Cimino, il quale ricorda come il Parlamento italiano non abbia ancora preso in esame il disegno di legge approvato qualche mese fa dall'Ars su sua proposta, con cui si stabilisce che spettino alla Regione il gettito dell'imposta di produzione dei prodotti petroliferi. Questa legge consentirebbe di attuare in Sicilia l'autonomia finanziaria regionale, ma non vedrà mai luce perché, conclude, fa comodo che la Sicilia venga sfruttata e derubata dal resto d'Italia, come la storia ci ha insegnato. E c'è un altro articolo dello Statuto non ancora attuato, è il 23°, che prevede espressamente che gli organi giurisdizionali centrali debbano avere in Sicilia le rispettive sezioni, dunque anche la Corte di Cassazione, argomento affrontato stamane nel corso di un convegno a Villa Amalfitano. Il profilo interessante di questa scelta di istituire la sezione della Cassazione in Sicilia, che risponde, ripeto, alla previsione statutaria, consente di abbattere i costi per i cittadini nell'accesso alla giustizia, ma nel contempo non costa niente allo Stato perché già la Regione spende circa 9 milioni di euro per il sistema giustizia in Sicilia. Nell'ambito di queste risorse certamente potrebbero trovare spazio le esigenze per l'allocazione della Cassazione in Sicilia, quindi coniugare risparmi ma soprattutto minori costi di accesso alla giustizia per i cittadini. La politica che il Governo nazionale ha fatto in questi anni di alzare sempre la soglia delle risorse necessarie per accedere alla giustizia certamente penalizza i meno ricchi e quindi penalizza il Mezzogiorno. Noi dobbiamo cercare, come può fare la Regione, di rendere più agevole l'accesso alla giustizia e non di penalizzarlo.